Siamo in prossimità del via della seconda corsa, la prova Gentleman di giornata, una condizionata per cavalli di 4 anni, non vincitori di 7.500 euro nella carriera. Favorita Argentina Lux abbastanza nettamente. Si va in partenza con il numero 1 Apple Pie C, Carlo Ballotta 3 Allure, Thomas Manfredini, 4 Angelico, Luca Esposito Junior, 5 Argentina Lux, Patrick Romano 6 Amalgamato Michele Canali, in seconda fila 7 All Black C, Ilaria Vecchi, 8 Alex Trio, Giovanni Ghirardini. Cavalli che cercano di andare a rete, Angelico che va a prendere posto alla corda in seconda fila praticamente. Si parte con la velocità da parte di Argentina Lux che va al comando. Allure seconda alla corda, all'esterno è Amalgamato, poi Apple Pie C. Gli altri più distanti cappeggiati da Angelico, che precede All Black C e Alex Trio. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa con Argentina Lux che ha preso la testa senza spesa, 15,5 i primi 200. Argentina Lux che continua al comando nei confronti di Allure, poi Apple Pie C, Amalgamato che ripiega in quarta posizione alla corda, avanti ad Angelico, All Black C, mentre sbaglia in coda Numero Alex 8, Trio. Alex Trio, squalificato. 32,2 per i primi lentissimi 400 metri di corsa, Argentina Lux che ovviamente cerca di andare più piano possibile. All'esterno si scopre Angelico che muove dalla quinta posizione e si porta a tiro dei primi 49,5 per i primi 600 metri di corsa e Angelico va a lato di Argentina Lux, la costringe ad accelerare. I due che ingaggiano il duello dopo 700 metri di corsa, il mezzo miglio passato in 1,5 addirittura. Argentina Lux in vantaggio all'esterno, Angelico, Allure lungo la corda a precedere Apple Pie C, All Black C e Amalgamato che chiude alla retroguardia. Si va verso il completamento del primo chilometro, passato da Argentina Lux in 1,24, all'esterno Angelico, lungo la corda Allure, poi Apple Pie C che sembra volersi spostare dai birilli, cerca di ripiegare in seconda posizione alla corda Angelico per ricaricare un pochettino le batterie. Intanto la battistrada ha fatto un paletto in 14,9, ha preso vantaggio nei confronti dello stesso Angelico, si avvicina allora Apple Pie C che va a caccia della leader. Argentina Lux in vantaggio, avvicinata da Apple Pie C, poi Angelico e Allure, l'ultima curva passata in 15,2, Argentina Lux in vantaggio nei confronti di Apple Pie C, entra in retta arrivo con chiaro margine Argentina Lux, prova a spostare Apple Pie C, va di dentro Angelico ma Argentina Lux si svincola da Apple Pie C, al terzo finisce Angelico a precedere Allure e All Black C. 1,18,1 il ragguaglio cronometrico. 32 a chiudere il successo per Argentina Lux, Patrick Romano, Francesco Zedda, i colori della scuderia Demme. Il successo per la figlia di Mago d'Amore che porta a casa la vittoria, 1,70 la quota al totalizzatore, mezzo le quote fisse, percorso di testa senza alcun intoppo per Argentina Lux e Patrick Romano che vincono nei confronti di Apple Pie C e Angelico 5-1-4, l'ordine d'arrivo molto probabile della seconda corsa dall'Arcoveggio di Bologna, vinta da Argentina Lux.